sia una cosa noiosa. Io palpita per te. Ci troviamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il della speranza, della gioia e della vita sia con tutti voi. All'inizio, Signore, che perdoni i nostri peccati e le nostre iniquità. Kyrie eleison. Cristo, che è inchiodato alla croce il nostro documento di condanna. Christe eleison. Signore, che ci insegna a pregare con fiducia e perseveranza. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, per i nostri peccati e i nostri errori, ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria. Preghiamo. Signore, Creatore del mondo, Cristo tuo Figlio ci ha insegnato a chiamarti Padre. Invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, perché ogni nostra preghiera sia esaudita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ci accomodiamo e ci mettiamo in ascolto della parola di Dio che questa sera ci viene regalata. Dal libro della Genesi. In quei giorni disse il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5? Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò,
se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non sia dire il mio Signore, se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco a parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non sia dire il mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Il Signore, tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato la vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Alleluia, 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 Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, come noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini stiamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli, perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. 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 Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia della parola questa sera ci invita, volendo essere schematici e riassumere quanto abbiamo ascoltato, a riflettere su un tema fondamentale, fondante la dimensione spirituale, che è la preghiera. Ed è interessante che è un tema delicato. Vengo da alcune settimane in montagna con i ragazzi e quando dici loro viviamo la preghiera, ti guardano col viso spento, come dire: oh no, perché noi adulti, ahimè, abbiamo dato l'impressione che la preghiera sia una cosa noiosa. E su questo ognuno di noi è chiamato a fare un lavoro personale. Ecco, la preghiera non è l'insieme di preghiere, non è dire, ma è mettersi alla presenza del Signore, e questo sappiamo che è difficile. Allora mi vengono in mente 2 sottolineature. La prima, importantissima: Gesù non ha insegnato 3000 preghiere, ha insegnato una sola, ed è quella che ogni domenica e ogni giorno eleviamo al Signore: Padre nostro. E non sto qui adesso a fare l'esegesi della preghiera, però è interessante, è un mettersi in relazione con un Dio al quale ti rivolgi con il titolo di Abba, papà, cioè una dimensione che è intima. La preghiera è intima, per l'amor di Dio, diventa comunitaria. Noi abbiamo bisogno di forme comunitarie, che non devono essere noiose, ma deve essere un qualcosa del di dentro. La seconda sottolineatura, quando mi imbatto in questo testo, è un'immagine, è quella del santo Curato d'Ars, quando vedeva i suoi parrocchiani, che non sapevano né leggere né scrivere, stare di fronte al Santissimo, in silenzio. Che cosa stai facendo?
non sai le preghiere. E questo contadino gli risponde con il sorriso: io guardo lui guarda me. Ecco, la preghiera è questa intimità con il Signore che poi ti dà la forza di affrontare la tua quotidianità. Madre Teresa di Calcutta, prima di andare a raccattare i moribondi per Calcutta, stava un'ora di fronte a Cristo Eucaristia. Non era tempo perso, ma era tempo di energia, di ricarica. Ecco, se la preghiera è ricarica, ne abbiamo tutti bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei... Credo la Chiesa una. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. La preghiera è la giusta risposta alla parola proclamata, nella quale manifestiamo la nostra fiducia in colui che è eccelso, ma guarda verso l'umile e non abbandona nessuno dei suoi figli. Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Per le persone anziane, soprattutto quelle sole e malate, perché nella testimonianza di noi cristiani ritrovino l'entusiasmo affievolito nel tempo. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per i nonni, perché la loro vita sia segno visibile della gratitudine al Padre, non solo per il dono dell'esistenza, ma anche per i familiari, i quali essi offrono il loro amore e la loro saggezza. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per tutti coloro che in questi giorni sono stati colpiti dagli incendi, in particolare per le comunità del Carso, perché possano essere sostenuti e incoraggiati anche dalla nostra fraterna e solidale preghiera. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per la nostra terra, da lunghi mesi assettata di acqua, perché scenda presto la pioggia sospirata, capace di rigenerare le campagne e l'uomo possa godere di questo grande dono, segno della grazia e benedizione del Signore. Preghiamo. In un attimo di silenzio presentiamo la nostra personale preghiera. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Signore di spighe indori, i nostri terreni ubertosi
Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e nostra e di tutta la sua santa. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa, che è la domenica, ci hai convocati nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni nella tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. O Padre, celebrando il memoria della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata
nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi perfetta questa Chiesa nell'amore, noi con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Claudio e nella tua misericordia, di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi Ermagora, Fortunato, Eufemia, Crisogono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. È una sola voce, preghiamo, come il Signore appunto ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati, i nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa, e dona la pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agno di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la Santa Comunione possiamo rimanere al nostro posto in piedi. Resta
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. La settimana che va ad aprirsi, perché la domenica, ricordiamolo, è il primo giorno della settimana, sarà una settimana ricca di appuntamenti per la nostra comunità. Martedì sera, se lo desiderate, ci recheremo in pellegrinaggio notturno al santuario di Barbana, con partenza alle ore 20:30 dall'imbarcadero. Mercoledì sera, qui in Basilica, alle ore 21, vivremo un incontro particolare a livello nazionale. Vivremo la festa di Avvenire, giornale cattolico italiano, e sarà messo a tema la pace. È un incontro con, in particolare ci sarà il direttore di Avvenire, Tarquinio. È un'occasione che abbiamo di confronto qui in Basilica. E poi tutti gli altri appuntamenti, la Sardelada con i portatori della Madonna, il prossimi venerdì, sabato, domenica prossimi. Uscendo dalla Basilica, se lo vorrete, potrete ritirare anche il messaggio che l'Arcivescovo Carlo ha voluto scrivere quest'anno per tutti gli ospiti della nostra diocesi e quindi in particolare anche per voi che siete turisti, ospiti della nostra isola. Insieme la preghiera. O Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita, la passione, per le cose buone, belle e vere. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi. Difendi il nostro cammino. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi di tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi di assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancori di alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Così sia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Scenda abbondante su di voi e sui vostri familiari la benedizione onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica sera e buona settimana a tutti. L'ultimo raggio di sole muore sull'onda marina e in un tramonto di sogni lontano la barca cammina fra mille stelle d'argento.
pescatore contento, sente nel cuore un sussulto d'amore, sospira pregando così. Madonnina del mare, non ti devi scordare di me. Vado lontano a vogare, al mio dolce pensiero e per te.
Dopo essermi documentato sulla vita di Sant'Antonio e sulla storia della basilica che porta il suo nome nella città di Padova, mi sono reso conto che con questo video posso solo introdurre la conoscenza del santo. Chi vorrà approfondire quindi lo dovrà fare attraverso la vasta letteratura che tratta l'argomento o semplicemente andando sui tanti siti che ne parlano e magari andare di persona a Padova a visitare la basilica. Il nome di battesimo del santo era Fernando e nacque a Lisbona, in Portogallo, nel 1195. A 15 anni entrò nel monastero agostiniano della sua città e successivamente in quello della città di Coimbra, dedicandosi allo studio delle scienze umane, bibliche e teologiche. Nel 1219, durante un viaggio in Africa, venne a contatto con un gruppo di frati francescani. Rimase così affascinato dalla figura di San Francesco che dopo l'ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1220, decise di lasciare l'ordine degli agostiniani per entrare a far parte dei francescani. È in questa circostanza che decise di prendere il nome di Antonio. Grazie alla sua cultura e alle sue doti comunicative, dopo la morte di Francesco d'Assisi, avvenuta nel 1226, Antonio venne nominato ministro provinciale delle comunità francescane del nord Italia. È in questa occasione che stabilì un particolare rapporto con la città di Padova. Antonio morì inaspettatamente proprio in questa città nel 1231, in una cella dell'Ospizio delle Suore Clarisse dove oggi sorge il santuario antoniano dell'Arcella, che conserva al suo interno la stanza in cui ispirò il santo. Dopo la morte, le sue spoglie vennero portate nella chiesa di Santa Maria Mater Domini, dove Antonio Morente aveva chiesto di essere portato e che oggi si trova all'interno della basilica a lui dedicata. La Basilica di Sant'Antonio è il principale monumento di Padova e uno tra i grandi capolavori d'arte del mondo. Riconosciuto dalla Santa Sede come santuario internazionale, è anche uno dei più celebri e frequentati luoghi di culto della cristianità. Alcuni affreschi della Basilica e dell'adiacente oratorio di San Giorgio, ispirati alla scuola zottesca, nel 2021 sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
La cappella della Madonna Mora è la parte superstite dell'antica chiesetta di Santa Maria Mater Domini. Qui il santo, trasferito dall'ospizio delle Clarisse dell'Arcella, fu sepolto nel 1231. Le sue spoglie sono state in seguito traslate nella cappella dell'Arca. La Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie del santo, è un'opera splendida del Rinascimento. Lungo le pareti sono disposti 9 rilievi marmorei con scene della vita e dei miracoli di Sant'Antonio. Il beato Luca da Padova fu discepolo e compagno di Antonio e dopo la morte del santo fu continuatore dell'apostolato antoniano e promotore della costruzione di questa basilica. Nell'arca, posta sotto l'altare, riposano le spoglie del beato Luca. Nelle tre nicchie della Cappella delle Reliquie sono esposti decine di calici, ex voto, autografi di santi e molto altro ancora. La cappella custodisce anche la tonaca di Sant'Antonio e la cassa in cui fu deposto il suo corpo. Il presbiterio e l'altare maggiore sono contraddistinti dalle sculture e bassorilievi di Donatello che nel loro insieme costituiscono l'opera d'arte più celebre della basilica. A fianco della basilica c'è il convento antoniano, che si è ingrandito nei secoli partendo dall'originario convento di Sant'Antonio. Si articola in vari edifici caratterizzati da 5 chiostri, di cui solo 3 sono visitabili. Il più grande è quello che conserva al centro una secolare magnolia. Importanti da visitare sono i 2 musei, quello antoniano e quello della devozione popolare. Con lo stesso biglietto d'ingresso ai 2 musei è possibile e importante visitare i bellissimi affreschi e dipinti su tela della Scuola del Santo, attigua all'Oratorio San Giorgio. Porcius è una frazione del comune di Atimis
ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le Malghe di Porzus sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 cm di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino
viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
sul viso, l'amistade che viene dal cuore. L'amistade che viene dal cuore, delle muse, le muse, il sorriso, sapere che poi il corpo non si conosce. Mai che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cuore, l'amistade che viene dal cuore. Ispira, salve, salve, picchia salve, niente procella, mai non torni se non potrebbe, ma ti pace di gioia la stella, quante stella benigna per te. Tu gente procella, mai
Con questa sigla Radio Capodistria vi porta ogni giorno nel mondo delle notizie. 4 giornali radio ed altri 8 notiziari in onda ogni ora per tenervi aggiornati su quanto accade nel mondo ed in Jugoslavia. Ed ecco le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle 3 cose va assolutamente fatta prima della fine del mondo. Stessi territori sono anche quelli di Go 2025. Abbiamo fatto alcune scelte e partiamo con la prima scelta di oggi. La prima cosa da fare, eccola qua, siamo in quel di Gorizia, in questo caso Piccolo Opera Festival Risvegli. Sta facendo una serie di concerti a Gorizia, c'era qualche sabato fa, stiamo parlando naturalmente di questa domenica. Come vedete questa è la locandina, Piccolo Opera Festival Risvegli Prebugnania, e andiamo a vedere la scheda di promoturismo. Anche domenica 16 luglio Palazzo Coronini Kronberg, Piazza Vittoria e Piazza Transalpina a Gorizia. Questa è la scheda di promoturismo. Eccola qua, descrizione: ritorna il Piccolo Opera Festival che si svolge nei più bei luoghi del Collio Berda e del Goriziano tra il 21 giugno e il 16 luglio, con 16 appuntamenti tra musica lirica e cameristica ospitati nei parchi, nelle dimore storiche e nei castelli più belli della zona. Eccola qua la descrizione per questa domenica. E qua domenica 16 luglio, ore 18:30 Piazza Vittoria, ore 20 Piazza Transalpina, il suono di 2 città. Questa è la descrizione di promoturismo, concerto itinerante della Go Borderless Orchestra con un programma a sorpresa dedicato alla condivisione e alla fratellanza. La serata sarà l'occasione per raccontare la genesi della Go Borderless Opera, la cui prima esecuzione assoluta è attesa per settembre, commissionata dal festival a 2 artisti under 35, per l'Italia Sara Kaneva e per la Slovenia UI Marko Zerovnik, che proporranno rispettivamente Radice, Posizione, Distanza e Davanti alla legge da Kafka, un dittico operistico frutto di una residenza dei compositori nel territorio di Gorizia e Nova Gorica.
alla ricerca della storia, dell'identità, del tessuto sociale e culturale delle città. Per maggiori informazioni il telefono 389 0295 464, anche WhatsApp, una mail info@piccolofestival.org. Calendario completo dei concerti su https://piccolofestival.org. E questa è la prima cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche quelli di Go 2025. Siamo a Monfalcone e state al Museo della Cantieristica di Monfalcone. Questa è costruire tra ieri e oggi. Domenica 16 luglio al MUCA, il Museo della Cantieristica, ore 17, come vedete, Museo della Cantieristica a Monfalcone, descrizione, attività nell'ambito della rassegna Monfalcone Estate 2023, costruire una nave tra ieri e oggi, laboratorio didattico per bambini da 6 a 10 anni. Per info e prenotazioni 0481 494901 oppure info@mucamonfalcone.it, organizzato dal Museo della Cantieristica di Monfalcone e dal Comune di Monfalcone. Con la qua è stata il Museo della Cantieristica di Monfalcone al MUCA. Questa è la seconda cosa da fare. Andiamo a vedere, e la terza cosa da fare è il mercatino dell'antiquariato, ma a Gradisca di Sonzo. Eccola qua la scheda di promoturismo, come potete vedere, la terza domenica del mese nel Parco della Spianata e in Viale Regina Elena. A Gradisca di Sonzo c'è anche il sito del comune di Gradisca di Sonzo, descrizione, esposizione mitteleuropea dell'usato. Ogni terza domenica del mese il centro di Gradisca ospita le bancarelle del mercatino dell'usato. Il mercatino gradiscano è uno dei più forniti d'Alpe Adria, con più di 200 espositori provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Veneto, Emilia Romagna, Austria, Slovenia, Croazia, Polonia e Ungheria. Organizzato dall'associazione Gradisca di Gradisca di Sonzo, responsabile dell'organizzazione Paolo Mucchiut. Il cellulare è 347 4848 064. Questa è la terza cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Sia a destra di Sonzo che a sinistra di Sonzo sono coperte e il gradiscano è anche un po' baricentrico. Per quel che riguarda la nostra puntata abbiamo finito, sì, non abbiamo altro, quindi vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se avete qualcosa oltre alle trasmissioni televisive potete anche prendere appunto, se vi è sfuggito qualcosa, sulla nostra pagina Facebook che vedete qua sopra, e se passate sulla nostra pagina Facebook e ci lasciate un like ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. È tutto per il momento, noi abbiamo finito, noi ci rivediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!